ancora il trittico vitivinicolo, si va verso una vendemmia, ma quanto è importante la viticoltura per il Veneto? Oggi è Sant'Antonio di Padova e facciamo il punto qui a Conegliano del mondo vitivinicolo in un anno che comunque da come è partito ha dei presupposti ottimi sia per quanto riguarda appunto i fattori climatici sia per quanto riguarda la produzione di uve che probabilmente avremo in estate, quindi sicuramente fare il punto con i consorzi, con il mondo agricolo, con l'università, il CREA e naturalmente tutti i tecnici che sono stati invitati qui oggi, qui appunto nel luogo dove appunto si fa enologia, è una situazione naturalmente importante, una situazione che darà sicuramente degli spunti a tutto questo sistema. Molto importante la giornata di oggi perché è il primo dei 3 appuntamenti del trittico vitivinicolo ed è il momento nel quale facciamo il punto della situazione fitosanitaria dei nostri vigneti nel Veneto. Quindi cerchiamo di avere una prima informazione su quella che potrà essere l'annata. I primi dati sono sicuramente molto confortanti, almeno se paragonati rispetto a quelli di 12 mesi fa, quando con le gelate stavamo soffrendo molto in questo periodo. Oggi il rapporto che c'è tra il clima, l'acqua, la temperatura sembra dare delle prospettive molto interessanti. Dai dati che abbiamo raccolto in giro per la regione abbiamo visto che quest'anno si presenta un'annata davvero molto interessante, eccezionale dal punto di vista produttivo e sinora anche qualitativo, perché abbiamo visto che ci sono degli incrementi produttivi ragguardevoli, notevoli su tutta la regione per le principali varietà che sono coltivate nel Veneto. E è stato visto come probabilmente ci sarà un anticipo anche nella data di vendemmia rispetto allo scorso anno. Questo anticipo avviene sicuramente grazie alle temperature, al clima che è stato favorevole, quindi temperature che sono ottimali.